Eder. Mac. Pallister. Nel caso di Liliana Resinovic il momento cruciale è chiaramente quando Sebastiano per la prima volta nella sua vita spegne il telefono mentre si trova all'egregio studio di via Donadoni. Questa cosa Sergio l'ha sviscerata, l'ha fatta sviscerare, che tu sappia? Non ho idea, ma penso che almeno fino ad allora parlavamo la stessa lingua. Non ho idea cosa hanno fatto di concreto, eccolo. Io so che io con i parenti, con Sergio, con Silvia, eccetera, abbiamo un'unica idea di quello che può essere successo e del comportamento di Sebastiano, se vogliamo. Dopodiché non spetta a noi indagare, non siamo mica i poliziotti che devono guardare se il telefono è acceso, è spento, dov'è, eccetera. Questo è il concetto, eccolo, sono congetture. Siccome ultimamente tante volte è girata la voce di una spaccatura tra Silvio, Sergio e Claudio, anche qui Claudio dice quando parlavamo la stessa lingua, è una frase che non fa deporre bene. Comunque Serpin, ci sarà sicuramente da aspettare, la strada è lunga. Tranquillo, lo sapevo già purtroppo che bisognerà aspettare. D'altro canto, gli sbagli sono stati fatti subito, secondo me, non è stato indagato niente, perché tutto quello che Sebastiano ha dichiarato su quello che ha fatto o non ha fatto, eccetera, è stato preso per oro colato, non è stato controllato da parte della procura niente per vedere la veridicità o meno di quello che lui ha detto. Roberta Bruzzone torna sul caso di Liliana Resinovic con una posizione netta. L'ipotesi dell'omicidio, così come viene spesso raccontata, non la convince. La criminologa sposta il baricentro dall'idea del delitto necessario alla cornice relazionale e psicologica in cui la donna viveva. Parla di uomini ingombranti, figure dal carattere forte e simile tra loro, capaci di occupare molto spazio emotivo e decisionale nella vita di Liliana. In questo scenario sottolinea i tratti dipendenti della vittima e il possibile bivio affettivo in cui si sarebbe trovata. Scegliere fra legami importanti, gestire aspettative, reggere pressioni incrociate. Il punto per Bruzzone non è arruolare per forza la vicenda in una trama omicidiaria, ma chiedersi se Liliana avesse o meno le risorse per attraversare quel tornante senza crolli. Sul piano tecnico, Bruzzone mette a fuoco un dettaglio che reputa dirimente per valutare la messa in scena: i 2 sacchetti sulla testa. Se qualcuno avesse davvero voluto simulare un suicidio pulito e facilmente interpretabile dagli inquirenti, perché complicare la scena con un doppio involucro? Una messa in scena, nota la criminologa, tende a semplificare, non a moltiplicare le anomalie. Questo particolare, invece di puntare dritto verso la mano di un assassino, apre domande sulla dinamica reale e sul grado di compatibilità con un gesto autolesivo, magari maturato dentro una tempesta emotiva. La lettura di Bruzzone non assolve nessuno, né chiude le porte a nulla, chiede prudenza. Invita a pesare i dati materiali senza forzarli dentro un'unica storia e allo stesso tempo a misurare il contesto relazionale con tutti i suoi non detti, conflitti, gelosie, aspettative, promesse mancate. È in quell'intersezione, tracce da una parte e psicologia dall'altra, che per lei si gioca la partita interpretativa. In controluce resta una lista di nodi su cui, secondo questa impostazione, servono risposte chiare. La coerenza tra dinamica e messa in scena, la plausibilità temporale degli spostamenti, la lettura dei reperti, compresi gli indumenti e gli oggetti associati, la compatibilità fra luogo del ritrovamento e ipotesi prospettate. Non per costruire un verdetto a tavolino, ma per scartare le vie che reggono meno ai fatti. In sintesi, la posizione della criminologa è questa: niente verità preconfezionate. Prima di chiamare omicidio ciò che non torna, bisogna verificare se quel non torna non sia il rumore di fondo di una vita sentimentale complicata, popolata da presenze forti, in cui una scelta impossibile può essere diventata una trappola psicologica. Solo un lavoro d'insieme, rigore sulle evidenze e sguardo attento alla persona, può dare un senso definitivo alla vicenda. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.